Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Edizione della notte, gentili amici e amiche all'ascolto e alla visione del nostro audio-video giornale. Dunque andiamo a vedere le ultime notizie per quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Vi ricordiamo che da pochi minuti il Friuli Venezia Giulia è tornato in zona gialla, liberi spostamenti sì, ma con la massima attenzione onde evitare l'incremento dei contagi. Si invita tutti a rispettare le norme vigenti per il bene comune. Tra poco vi daremo anche i numeri della giornata di sabato per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, però passiamo subito al maltempo perché è atteso un incremento dei livelli dei principali fiumi. Attualmente il tagliamento ha raggiunto il livello di 2,6 metri a Venzone, intorno alle 18, ed è in aumento. Il picco di piena alla Tisana è previsto nella tarda serata di oggi e si dovrebbe mantenere sotto livello secondo presidio. L'onda di piena è attesa anche nel sistema Cellina-Meduna, transiterà Ponte Meduna lungo la strada statale 13 e la linea ferroviaria Udine-Venezia nella giornata di oggi. I livelli previsti determineranno un conseguente aumento del livello del Noncello che vedrà il suo acme nella giornata di lunedì. L'Isonzo invece sarà interessato da un picco di piena della perturbazione di domani che interesserà maggiormente le zone orientali, in particolar modo l'area della Slovenia dove poi scenderà il fiume e soprattutto gli affluenti, in particolare il Vipaco, daranno ulteriore spinta alla sua piena. Non a caso, proprio nella zona di Gradisca, il secondo presidio è previsto già nel pomeriggio di oggi. Tutte le sale operative dei comandi provinciali della regione sono in costante contatto con la sala operativa della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco che in coordinamento con il Centro Operativo Nazionale è pronta a reperire e inviare tempestivamente qualunque risorsa che si rendesse necessaria a contrastare eventi climatici avversi. Restiamo sul maltempo perché la notizia è giunta nel pomeriggio e ci spostiamo per la precisione a Vivaro. Poco prima delle 17 una richiesta di soccorso alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone da parte di un ragazzo, un corriere, il quale ignorando i cartelli di divieto di transito si è trovato impossibilitato a guardare, bloccato sul greto del fiume reso impraticabile dalla piena. L'attivazione della sede distaccata di Mariago è stata immediata ed in contemporanea sono state attivate le risorse fluviali e la fotoelettrica per garantire un'adeguata illuminazione durante le operazioni di recupero. Interventi di questa tipologia hanno la caratteristica di mutare molto rapidamente e un intervento rapido può essere risolutivo. Così è stato per il giovane corriere, il quale è stato tratto in salvo insieme alla merce presenti nel furgone. Si desidera, fa sapere la nota dei Vigili del Fuoco, cogliere l'occasione di invitare la popolazione a seguire le disposizioni dei comuni, quali con grande solerzia chiudono i guadi per la salvaguardia dei cittadini e dei soccorritori. Purtroppo molto spesso la gente non rispetta i segnali e questo è il tutto. Adesso cambiamo argomento, dicevamo del Covid, andiamo a vedere dunque i numeri. Nella giornata di sabato in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 755 nuovi contagi, il 9,61% dei 7.853 tamponi eseguiti. Sono inoltre stati registrati 21 decessi da Covid, a cui si aggiungono ulteriori 10 pregressi inseriti nel sistema e afferenti al periodo tra l'8 novembre e il 2 dicembre. Lo ha comunicato nella nota il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 34.765, di cui 7.992 a Trieste, 15.195 a Udine, 6.868 a Pordenone, 4.286 a Gorizia. Di queste dobbiamo aggiungere 424 da fuori regione. I casi di infezione
risultano essere 15.506, scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva e 640 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.008, con la seguente suddivisione territoriale: 335 a Trieste, 406 a Udine, 211 a Pordenone, 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 18.251, i clinicamente guariti 442, le persone in isolamento 14.366. Andiamo allo sport, perché abbiamo anche il basket questa sera, per dire che nella sesta giornata della regular season del girone verde di Serie A2, la P Udine è Corsara in casa del Basket Orlandina per 98-95. In Serie B, nel girone C1, nella seconda giornata della prima fase, sconfitta della Gesteco Cividale in trasferta a Padova contro l'Antenore per 75-67, mentre è stata rinviata, data da destinarsi, Monfalcone UPB Padova. E con questa notizia chiudiamo la nostra pagina informativa. Vi auguriamo a tutti voi la buonanotte. Come sempre, se ci sarà richiesta di edizioni straordinarie per il maltempo, interverremo, altrimenti vi diamo ai soliti appuntamenti per le 4 edizioni giornaliere del nostro audio video giornale. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.